è morta? Chi è morta? Asfacin! E chi è morta? E chi è morta? Ai 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 ai! Salve, io mi chiamo Bella PC e vengo da Napoli, la città dove è nato grandissimo Carmine Migliaccio. E mo non è che se ne è nato uno così bravo non ne può nascere uno altrettanto più bravo, io direi. Ok, bella, e cosa ci fa ascoltare oggi? Ah, proprio così, a freddo, veloce. Sì, sì. Allora vi faccio ascoltare una sua parodia, una delle sue più famose, ovvero la parodia di Swing. Asciva con Michele, per troppo varcatura, chissà che piaceva, ma solare in oscuro, asciva con Saveria, con una scollatura, pure se che piaceva, ma era un'avventura, poi arriva i Pascale, che già faceva amore, ma te non ti portava, tu sei uno zuccolone, per fare margellina, poi faci sto triste, Michele con Saveria, te buttiste pure a is, Michele sì, Saveria sì, Pascale sì, e allora da sì, Michele sì, Saveria sì, Pascale sì, e allora sì, no, Pucchino! Adesso dove è andata, bella? Eccomi qua, buona visione del film, piccini. Michele sì, Saveria sì, Pascale sì, allora sì, Nabucchi. Ho iniziato. Piacere, sono Bella PC e sono la madre di 2 figli. Il più grande si chiama Nino, ha 18 anni e invece di trovare un lavoro sta sempre a giocare a quella PlayStation. Mentre mia figlia Stella ha 14 anni e vuole fare l'influencer, resta sempre in giro, mannaggia a lei. Mio marito lasciamo perdere, un nulla facente totale, come si dice a Napoli fa un ricuttaro, cioè un cazzo dalla mattina alla sera. E per ultima la più odiata da me e da tutto il palazzo, ma che dico, dal mondo intero, Caterina, la mia vicina di casa, uno proprio che non si può proprio vedere. Poi c'è la mia cagnolina Asia che sì è bella, dolce, quello che volete voi, ma è una cagacazzo insopportabile, abbaia sempre e piange sempre, bah, chi la capisce è brava. Uè bella, hai preparato qualcosina da mangiare? Ma tu sempre a mangiare pensi, ma non vedi che panza che hai fatto? No, non vedo nessuna panza, a parte la tua. Osce, vedi che te lo lancio in faccia, eh? Sì, vabbè, io ho fame, quindi vedi te cosa devi fare, non ci sta niente, chissà come mai. Io non ne so nulla, chiedilo a quel porco di tuo figlio. Porco lo sarai tu insieme a quella sfaccina vicina di Caterina che ci ritroviamo. Uè, chi è porca qui? Guarda, parli del diavolo e spuntano le corna. Sempre questo sai dire. Ah, comunque, ciao Jenny Bello. Ciao Caterina. Ancora che ci provi con mio marito, ma ti devo spezzare le cosce, sì? Tranquilla, che tanto prima o poi me lo prenderò e sappi che sto organizzando una mega vendetta. Sì, dai, ci hai cagato il cazzo abbastanza, mo te ne puoi andare. Sì, sì, me ne vado. Ma sappi che arriverà la mia vendetta, arriverà. Perché non vai a chiamare tuo figlio e gli dici di andare qua a comprare qualcosa? Ma quello è piccolino, non sa la strada, c'ha solo 18 anni. Vacci te piuttosto. Ma pensate a avere un figlio di 18 anni che non sa manco la strada per fare la spesa. Vabbè, vado io. Ah, finalmente. Perché sei ancora qua? Indovina un po'? Ti sei dimenticata le chiavi? Ma quali chiavi? Una cosa ancora più importante. Ti sei dimenticata i documenti? Non è una cosa ancora più importante. Che ti sei dimenticata il telefono?
Ma quale telefono? Mi sono scordata una cosa ancora più importante. Mi sono scordata che io non tengo un euro. Come la faccio la spesa? Mamma mia, siamo così poveri che pure alla Caritas ci sputerebbero in faccia. E mo come la facciamo la spesa? Allora fai una cosa, vedi da Danino in camera sua, ci dovrebbe essere un salvadanaio, per lui c'ha 15 euro. Tu vai di là e li prendi, tanto lui non se ne accorge perché sta sempre a giocare alla PlayStation con le cuffie, non se ne accorgerà, vai. Ottima idea! Ora vado subito. Dai che lo killo, dai che lo killo, dai che lo killo. Vai. Ok, i soldi dovrebbero essere qua. Bro, vieni dentro la casa che pusciamo. Uè, proprio a casa nostra deve venire a pisciare questo. Mamma, e tu che ci fai qua? No, stavo cercando il mio caricatore. L'hai visto? No! E ora vedi di uscire che mi sconcentri. Ma certo, tesoro della mamma. Dai, scusa mia mamma, vai. Sì. Allora ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta. Mi stava quasi per sgamare, ma ce l'ho fatta. Ora vai a prendermi qualcosa da mangiare, muoviti. Adesso vado, ti comprerò una specialità che a te piace assai. Speriamo sia come dici tu. Sta cagacazzo di un cane, state un po' zitta, io l'ho detto che tu sei una cagacazzo. Oh, finalmente fuori da coglioni, adesso mi guardo un po' Netflix. Uè, Zuccolo, ma tu a chi stai aspettando? No, sto aspettando il corriere che mi deve arrivare un pacco. D'altronde tu sei abituato a prendere pacchi. Che spiritosa che sei! Non ho tempo da perdere, devo andare a fare la spesa. Sei solo una buccia di banana! E tu sei una scorza di mandarino? Bene, ora che sei andata posso tornare finalmente dal mio Jenny. Amore mio, sto arrivando! Uè, carissimo Jenny! Caterina, che sorpresa! 2 volte in un giorno solo oggi, eh? Già, e stavolta siamo da soli. Beh, proprio da soli non siamo, c'è il mio figlionino di là. Ma sì, lui non ci sente, sta azzeccato con quelle cuffie nelle orecchie. E cosa vorresti fare? Io sto guardando Cobra Kai. Se vuoi, io faccio il Cobra. Ed io che faccio? E tu fai il Kai. Allora, Caterina, lo sai, io ti voglio bene, però a me piacciono le donne, non sono Kai. No, ma che hai capito? Il Kai di Cobra Kai. Dai, fammi qualche mossa, fammi vedere. Qualche mossa hai detto? Subito. Ai, che dolore, che male. Bah, a volte mi chiedo come faccio a essermi innamorata di sto essere. Cosa hai detto? No, dicevo che stare con te è un benessere. Anche a me fa piacere passare del tempo con te. Oh, adesso mio marito sarà contento con quello che gli ho comprato. Adesso vado a casa. Eccomi tornata. Ancora tu? Eppure tu? Che? Mi state tradendo? No amore, stavamo guardando Cobra Kai, le mosse. Adesso vi faccio vedere io le mosse di Cobra Kai. No, ma amore, non è come pensi. Non c'è nulla da pensare. L'unica cosa che penso qua io è che adesso ho fatto una brutta fine. Oddio, Caterina, adesso sei finita. Oh no, mo comincia col suo letto. Uè, Zuccolo, le bambola rifatta, ma non si vergogna tua mamma di averti fatta? Entri in casa mia e ti siedi vicino a mio marito. Vieni più vicino che ti spezzo ogni dito. Le scorze mandarine, una grandissima bucchina. Ti sei rubata mio marito piccino. Ora mi sono incazzata, vedi se mi senti. Ti tiro una brioche in faccia, ti faccio volare le lenti. Ora ti lascio libera, vattene a cagare. Presto, vai via, te ne devi andare.
Arriverà la mia vendetta, arriverà, vedrai! Ma bella, ma fai sempre così, ma cosa ti ha fatto? Sai che la odio e poi ti sta cercando di portarti via da me! Ma va, ma cosa stai blatterando mai? Ah! E mangiati sta brioche che fai più bella figura! Questo mi hai preso per pranzo, le brioche? Sì, dai, lo sai perché. Ah, la vuoi sentire? Ok. Allora, la vita è la brioche, tutta ciccia e tutta moscia, una raputa e coscia, una trasuta e pesce, mentre gioco alla PlayStation, ma non mi faccio stu pesce, la panza cresce e tutto fornisce. Bravo, bravissimo. Oh, ma piuttosto, nostra figlia Stella, chissà come sta, cosa sta succedendo, se è viva. La solita esagerata, è andata con gli amici in piscina, aveva detto. E se la affogano, e se si fa male sugli scivoli, e se la rapiscono? Ma magari una in meno da mantenere, guarda. Uè, cornuto, non scherzare, io sono troppo in ansia per la mia cucciolina. Si sa se mamma è preoccupata per me? Sti cazzi, non penso. Tanto sa che esco sempre. Uè, Stellina mia mi ha mandato un messaggio, vediamo che sta scritto. Uè, mamma, vedi che stasera dormo con la febbre? C'ha un vestito. Pua! La mia Stellina c'ha la febbre e le serve un vestito e ha pure starnutito. Uè, fai leggere a me, va, che tu non sai leggere. Allora, ha scritto, uè mamma, stasera dormo con la friends, cioè con l'amica. E ti mando un besito, cioè un bacio, mua, hai capito? Bella, ma neanche leggere sai, ti devi comprare delle nuove lenti. Ma sai che non te ne euro? Ah già, vero, questo particolare me lo scordo sempre. Allora, stasera per me è un giorno molto importante perché vi devo annunciare una cosa molto importante. Allora, io sono felice? No, io sono un fallito? Lo sapevamo già. Io sono. Nino, ma cosa sei? Sono un ricchione, Nino, ma tu sei gay? sono un ricchione, Nino, ma quanti danni? sono un ricchione. Nino, c'hai deluso? E mo mi fai incazzare, ma il problema dove sta? Se a me mi piace giocare, sono un ricchione. No, Nino, c'hai delusi, anche se me l'aspettavo un pochettino. Ma che delusione, io lo sapevo, ma quando lo sei diventato? Ma cosa? Un riccone! Quanto hai vinto al Super Enalotto? Jenny, forse non hai capito manco cazzo. Tuo figlio è Geo, è formaggino. Ah, quindi niente soldi? No, Jenny, no. Ma quindi sei omosessuale? Sì, papà. Non ti preoccupare, papà. Meglio formaggino che vegano. Grazie, papà. No, io non l'accetto. Mamma, ma perché tu sei una boomer? È bella, sei una boomer, che ci vuoi fare? Sì, sono un boomer e non me ne vergogno. Se fossi come voi, io mi tirerei un pugno. E con questi vi ho zittiti e mo andiamocene a dormire che domani è un'altra giornata. Ciao Nino, cosa vuoi? Senti figliolo, scusa per ieri sera, che ieri è stata una brutta giornata con Caterina, sai, le solite cose. E quindi? Volevo scusarmi e dire che anche se sei formaggino, io lo accetto lo stesso. Si dice omosessuale o gay, ma non formaggino, dai.
Va bene figliolo, qualunque scelta tu farai nella vita io ti appoggerò sempre. Ti amo. Ti amo tanto mamma, oh mamma, oh mamma. Chi ti vuole bene più di una mamma ti inganna, perché per il genitore ci vuole tutto il cuore. Seppure certe mamme non lo sanno fare, ma io ne ho una da speciale. Oh Nino, figliolo mio, che parole dolci che mi hai dedicato. Bella, indovina chi è arrivata a casa. Jenny, ci hai rovinato il momento madre e figlio. Dai, dimmi, chi è arrivata? È arrivata tua figlia Stella, vieni. Maronami, che stai dicendo? Arrivo subito. Mamma. Oh mamma. Oddio mio, Stellina mia, perché piangi? Mamma, non immagini se ricordi Matteo. Mi ha lasciato. Ma non ti preoccupare, ne troverai un altro ancora più migliore. Ma io l'amavo tanto e ora chi me li fa i regali? Ma per l'amore non contano i regali. Quest'iPhone te lo ricordo che me l'ha regalato lui, non voi! Ma lo sai che noi non teniamo un euro, ma ci siamo lo stesso per te. Ma come? Era così tanto bello, mamma! Ma dai, tanto bello non era, poi si chiamava Matteo, cioè dai, che nome di merda. Ma io l'amavo, anche se l'ho fatto del male lasciandomi. Chi nasce tondo sai non muore quadro, se ne ha approfittato e poi ti ha lasciato. Quando avevi bisogno era mancato e poi si sente quello altolocato. Pensavi fosse amore ma solamente ti ha fatto soffrire malamente. Avrai anche tu un po' sbagliato, ma come lui non sei un disgraziato. Te lo dice mammi, non ci pensare, che solo se ci pensi lascia stare, che se ne vada pure a cagare. Tu sei molto più speciale, ma per favore. Hai capito, mammina? Mamma, hai ragione, belle parole, ma ti devo dire una cosa. Da oggi divento lesbica! No, pure tu! Oh! Oh no, mamma! Che qualcuno chiami l'ambulanza! Oh Maronna mia, che brutto sogno che ho fatto, Nino. Prima tu che eri diventato formaggino, poi tua sorella che era diventata esbaca. Mamma, ma io sono veramente gay e tua figlia ha deciso di diventare lesbica perché con i ragazzi era una chiavica. Oh Gesù mio, aiutami tu, aiutami tu. Ma mamma, non ci sta nulla di male. Sì, Nino, hai ragione tu. Io vi devo accettare per quello che siete, anche se non porterete avanti la famiglia PC. Ma dai, mamma, li possiamo sempre adottare. E come fate ad adottarli? Quello costa. Noi non teniamo un euro. Ma non ti preoccupare, andremo a lavorare. Io li risparmieremo perché tu pensa che già ho 15 euro di là nel salvadanaio. Ah sì? 15 euro? Mamma mia, che bravo! Ah, presi. Senti figliolo, ma se tu un giorno adotti un figlio, lo puoi chiamare Carmine? E perché proprio Carmine? Come Carmine Migliaccio, lo chiameremo Carmine PC e tua sorella lo chiamerà Fabio, come Fabio Rovazzi, Fabio PC. Già immagino che bella famiglia splendida che saremo. Mamma, e se nasce femmina come la vorresti chiamare? Ma non ti preoccupare, ho pensato già pure a quello. La chiamerete Veronica. Veronica? E perché? Veronica, come Veri e Sasi ovviamente. Veri PC, che bel nome, eh?
Mamma, però il figlio lo prenderemo di colore. Cioè, negrito? Si dice di colore, mamma. E poi hai mai visto un bambino di colore chiamarsi Carmine o Fabio? Oppure una bambina di colore chiamarsi Veronica, dai. Mamma mia, nemmeno i nipoti sani. E come li vorresti chiamare? Allora, se sono maschi li vorremmo chiamare o Abdul o Osman. E se nasce femmina la vorremmo chiamare Fatima. Maronna mia, mi sento male, Marò. Mamma, non ti preoccupare, guarda, nella tua borsa metto 20 euro, così vai a fare shopping e ti rilassi un po'. Hai ragione, figliolo, grazie mille, ti voglio bene, vado subito a fare shopping. Sì, perfetto. Mamma mia, come chiamo le mie amiche? Carmela, Anna, Concetta, si va a fare shopping? Sì, arrivo. Amore, Caterina, come stai? Tutto a posto? Guarda che fra 5 minuti mia moglie esce, quindi mi raccomando, fra 5 minuti sali, ti aspetto. Un bacione, ciao. Fammi andare ad avvisare mio marito, va. Amore mio dolce, so che tu non mi tradiresti mai, io esco un attimo con le mie amiche e vado a fare shopping, mi raccomando, fai bravo, so che non mi tradiresti. Un bacio, ciao! Oh, però a me sta cosa puzza, Jenny non è affidabile, adesso sai che faccio? Mi vado a nascondere sotto il tavolo. La vecchiaia. Ciao amore mio, quanto mi sei mancato. Oh Caterina, amore mio, anche tu mi sei mancata tantissimo. Amore mio, lo sai che io ti amo tantissimo e di Bella non me ne frega proprio niente, lo so che è tua moglie, ma lasciala quella scorza di mandarino e vieni con me, perché amore mio, io ti voglio sposare, ti prego, sposami! Ma certo, subito! E la spaccimmi chi dai a morte, lo sapevo che voi mi tradivate e tu mi hai tradito, pezzo di merda! E tu sei una zoccolona che ti prendi sempre a mio marito, lo dovete lasciare stare. Adesso te sei finito e tu anche sei finita, puttana! Basta Bella, era per metterti alla prova, noi stavamo scherzando. Ma che stai dicendo? Shh, zitta, fai fare a me. Bella, io amo solo te. Hai capito, zocculo? Quest'uomo è solo mio, a te non ti appartiene. Ma io quest'uomo lo amo e non mi sentirò perdere, tutta me stessa lo amo, io ti amo tanto Jenny, terribilmente lo amo, è fuoco che mi fa ardere. Da capo e per io lo amo e non mi voglio stutare. Hai capito? Io e Jenny ormai siamo una cosa sola. Già, e tu ti devi rassegnare perché io ormai Caterina la amo. Jenny, ma non capisci? Cosa c'è da capire? Io e Caterina ci amiamo. Jenny, ma tu non capisci, Caterina è una splendida donna? No, Caterina è una. Certo che ne sono una, quante ne devo essere? Nonne, Caterina è una. Bella, spiegati meglio, cos'è Caterina? È una puttanella, se la fa con tutti i maschi. È una puttanella, si messaggia con Suez. È una puttanella, l'altra cosa la fa pure con i gatti. È una puttanella. Hai capito adesso cos'è? No, Caterina non è una puttanella. E con questa io e te abbiamo chiuso. Come godo, buccia di banana! Ma come? Basta, io vado a piangere da mia nonna che è l'unica che mi capisce. Fai quello che vuoi, intanto io mi trasferisco qua.
Basta, non voglio sentire altro. Nonnina, arrivo! Che succede, Sara? Nonna, io non sono Sara. Lo so. E allora perché mi chiami così? È perché non posso chiamarti col tuo nome. Perché non mi puoi chiamare Bella? Ma perché Bella non sei, Hai mangiato, Sara? Ti prego, nonna, non chiamarmi così. Ok. Hai mangiato, Anna? No, non ho mangiato, non ho fame. E allora dimmi, perché sei triste? Perché io e il mio ragazzo abbiamo chiuso. Tutto qua, per questo piangi? E che problema c'è? Prendi le chiavi e apri. No, ma che hai capito? Ci siamo lasciati, mi ha mollata. Oddio, mannaggia miseria, ma perché? Perché penso che mi abbia tradita. Nell'amore sincero si litiga e ci si ama per davvero. E per me è sincero. Se è sincero è sicuro che torna, ma se non torna sicuro t'ha fatto le corna. Hai mangiato, Giulia? No, non ho fame. Chiara, io non posso vederti così. Io ti ho conosciuta come la ragazza che fa il culo a tutti, che si fa rispettare da tutti. Ma ora dimmi, che cos'è che ti senti di preciso? Mi sento un buco qua, proprio allo stomaco. Allora vedi che hai fame, mo metto a fare la pastia. Uè, sconosciuta, allora com'è andata dalla nonnina? Già, dai, raccontaci, siamo curiosi. Ma andate a fanculo, va, dopo 20 anni di matrimonio hai il coraggio di chiamarmi sconosciuta. Comunque è andata male da mia nonna, mi ha fatto mangiare 1 chilo di pasta. E certo, per me adesso questo tu sei nella mia vita ora che c'è Caterina, una sconosciuta. Già, ti amo. Mua, mua. Beh, io ho trovato un lavoro, vado a pulire casa alla mia amica Concettina. Non ce ne frega un cazzo. Almeno lei è al passo con i tempi, mi farà ridere un po'. E vai, a chi stai aspettando? Stai tranquilla, vado subito piuttosto che vedere voi 2 scorze di mandarino che non siete altro. Ma che caldo, mamma mia, ma che caldo, mamma mia. Uè, zia, sta a posto. Uè, Concetti, ma perché mi chiami zia? Ok che ho la mia età, però non è che sono così vecchia. No, bella, quanto sei cringe. Mo, capisco che il Natale sia bello, però mo il Natale, il Grinch, queste cose ci pensiamo più in là, ya? Ho capito, bella, sei proprio una boomer. Oh, merde, lo sarai tu, scorza di mandarino. Bella, ma che hai capito? Boomer significa che sei vecchia, non capisci la nostra terminologia di oggi. E comunque stai un po' più chill, zia. Mo chillo mo. E poi ti ho detto che non mi devi chiamare zia perché non sono così vecchia, se no te la lancio in faccia, Vabbè, parlando di cose belle, mi piacciono proprio ste vibes estive. Non ho capito, dove vai per le vacanze estive? Ma no, le vibes, bella! E poi dici che non sei vecchia. Ma mo ti faccio vedere io. Ah, che fail! Ah sì? È vecchia, boomer e fail, lo dice a sorte, mocca che la bucchine mammat. Va, nemmeno la Concettina sono riuscita a stare tranquilla. Mo devo tornare da questi 2 sdolcinati. Bentornata sconosciuta. Oh, che giornata di merda, non ne va bene una proprio, dai. Prima mio figlio formaggino, poi mia figlia Esbaca, poi mio marito con Caterina. Ma meglio che vada a dormire, va.
Bella, ma vai già a dormire. Che fai? Non vieni a vedere il film con noi? Caterì, senti come te lo dico. So bello, so pazzo, non c'è scassato cazzo! Vabbè, buonanotte. Ah, e comunque ricordati che arriverà la mia vendetta. Caterina! Ma vaffanculo! Ma chi è a quest'ora adesso? Quella stellina mia, vediamo un po' che mi ha mandato. Oh mamma, hai visto dove sono? Sono ancora a Zoom a Torino, dentro con i pinguini. Citti, sono troppo citti, il mio bimbi non mette gli stili. Oh, beata lei che si diverte, non c'ha problemi come me. Adesso le mando un audio. Ciao Stellina, mamma, tutto a posto? Divertiti. Qua a casa ci sono un po' di problemi, ma tu non ti preoccupare, divertiti e stai attenta. Ti voglio bene, un bacio, buonanotte. Amo, sei pronto? Stasera ti ho preparato una specialità. Non vedo l'ora. Quella bella non sapeva manco cucinare. Io sono sicuro che tu però sai cucinare benissimo. Ecco a te, cucciolino mio, una bella lasagna per festeggiare il nostro fidanzamento. Ma amore, quanto ti amo! Allora tesoruccio, com'è questa lasagna? È da leccarsi i baffi, letteralmente. Sono contenta che ti piaccia. Caterina, questo è un momento molto speciale e delicato per me. Io ti volevo chiedere se mi vuoi Scusato, sono venuta a prendermi la pastiglia per dormire. Ciao. Ah, scusa la sashimi della kosher stort, ma stavo dicendo, Caterina, amore mio, mi vuoi Scusate, ma devo prendere il joystick che stasera c'è l'evento di Fortnite e non me lo posso assolutamente perdere, ciao! Scusala mio figlio, quello se non fa sti eventi di Fortnite non vive. Non fa niente, voglio sentirlo, dillo! Caterina, dolce mio pasticciotto al cioccolato, mi vuoi Ciao papi, ciao Caterina, sono per la gita, sono stanca, vado a dormire. Buonanotte. Ce la possiamo fare, eh? Stavolta me la sento la volta buona. Caterina, mi vuoi E che spacim, Caterina, mi vuoi sposare? Sì, Jenny, lo voglio più di qualsiasi altra cosa al mondo. Sì, bene, perfetto, perché ho già preparato il matrimonio. Domani viene a casa un prete a sposarci. Ah, ma già domani? Allora è fantastico, adoro, sì! Ora andiamo a dormire, che domani ci aspetta il nostro matrimonio. Oggi siamo qui riuniti per l'unione matrimoniale di una coppia straordinaria, ovvero Jenny e Caterina. Quei due oggi si sposano. Ma chi è? Giovanni. Ma cosa vorrà adesso? Pronto? Che si aiuteranno a vicenda a diventare persone sempre più forti. Ok. Capisco che andranno oltre le loro differenze per creare qualcosa di bellissimo. Ma dici sul serio, il matrimonio è famiglia e famiglia è di coloro di cui ci circondiamo ogni giorno. Madonna, ma è fantastico! Sposandovi oggi vi impegnate con questa famiglia per il resto della vostra vita. Ok, va bene, preparo subito la borsa e arrivo, va bene, fantastico. Vado.
sto cazzo di cappuccio. Allora, dicevo, Jenny, vuoi tu prendere Caterina come tua sposa? E che sfaccino, è come se lo voglio. Caterina, vuoi prendere tu Jenny come tuo sposo? Sto cappuccio comunque lo vuoi prendere? Certo che lo voglio. Bene, allora se qualcuno abbia qualcosa da ridire, parli ora o taci per sempre. Vaffanculo, sì! Bella, ma che cazzo, ci hai rovinato il matrimonio. Già, buccia di banana, cosa pensi di fare? Di impedirci di sposarci? Cosa vuoi, Tanto non ci riuscirai. Ma cosa me ne frega a me? Sposatevi pure, tanto io parto per la Danimarca. Cosa? E dai, sentiamo, con quali soldi che non tieni in euro? Tu non ti preoccupare, mi porta il mio amico Giovanni. Giovanni, mi è sempre stato sulle palle quello. Ora vado prima che faccio tardi. Ricordati che arriverà la mia vendetta. Sì, certo, io aspetto come sempre, tra l'altro, arriverà, come no. Beh, dopo questa scena altrettanto dignitosa, io vi dichiaro marito e moglie, puoi baciare la sposa. Sto cazzo di cappuccio. Grazie Giovanni, mi ci voleva proprio questo viaggio. Sai, a casa le cose non è che vanno molto bene. Sto dicendo che Caterina si è rubata mio marito. Oh, ma mi stai ascoltando? Uè, oh, yuhu. Vabbè, continuiamo il viaggio muti. Oi, chi è Cogliate qua? Sarai tu un Cogliate, va. Ma pensa a te, va, sti camion maleducati di oggi, va, una roba impressionante. Adesso mi siedo e mi mangio questa bella brioche. Com'è buona per fare colazione qui a questo bel posto in Svizzera. Dio, mi sto cagando sotto. Ok, adesso sono libera. E si riparte. Giovanni, hai visto? Siamo entrati in una galleria di 17 chilometri. Ah già, questo è muto, non parla. Ma senti, ma per passare un po' il tempo vogliamo giocare a morra cinese? Ok, lo prendo come un sì. Carta, forbice, sasso. Ah già, tu stai guidando, non puoi giocare. Allora facciamo che ho vinto io, va? Oh, ma non finisce mai questo tunnel.
che palle! Ma quando finisce? Oh, finalmente siamo usciti e non ce la facevo più. Oh, Giovanni, perché ci siamo fermati? Ah, è ora della pausa pranzo. Perfetto, allora vi faccio questo spuntino, grazie Giovanni. Un altro, ma così mi vizi giù a... Ma quanto sei dolce. Oh, ma ora che sono in Germania lo devo troppo fare. Hi Peter! Uè Giua, grazie per la cena, è stata molto buona, buonissima veramente. Ma mo che facciamo? Andiamo a dormire? Vabbè, io vado a dormire che tengo uno sfaccimo di sonno e che domani è un'altra giornata. Buonanotte. Uè Giua, ma perché non mi hai svegliato? Ma dove siamo? Bah, non lo capisco proprio, ma mi vuoi dire dove siamo? È arrivato un messaggio, vediamo. Benvenuta in Belgio. Oddio Giovanni, ma siamo in Belgio, ma quando pensi di dirmelo? Ah già, io dormivo. Cioè, allora, fantastico, siamo in Belgio! Ora gliene dico 4 a questi belgesi che non sono altro. Ah, sei pronto? Si da spacciamo la gente! Ah! Giù, hai visto? Sta piovendo. Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera. Ti è piaciuta Giù? Lo prenderò come un sì. Sai, me l'ha insegnata il mio ex marito Jenny questa filastrocca. Ne vuoi sentire un'altra? Sì? Bene, perfetto. La vita è una brioche, tutta ciccia e tutta moscia, una raputa di coscia, un'altra su di pesce, mentre gioco alla PlayStation, ma non me lo faccio stupisce. La panza cresce e tutto tornisce. Ti è piaciuta? Ah, quanto mi manca Jenny. Sai, noi due eravamo un duo formidabile, ma anche se ogni tanto ci litigavamo, però ci amavamo tanto tanto. E adesso chi è? Caterina mi ha inviato un vocale, sentiamo. Bella, come sta andando il viaggio? Spero male. Tanto so che quando tornerai ti aspetterai la mia mega vendetta. Non mi sente. Caterina, ma faccia paira, va. Puh! Oh, hai visto Giù? Ha smesso di piovere. Vabbè. Giù, facciamo un attimo una pausa che devo andare a fare clean. Sì. Oddio, mi sto pisciando sotto.
Ah, ok, Giua, puoi ripartire. Oh giù, hai visto? Siamo arrivati a Neverland. Ma cosa significa? Che posto è? E dai, non fare sempre il muto. Dimmelo, tu che sai tanto le lingue, le sai bene. Dimmi, cos'è Neverland? Oh, e mo chi è? Benvenuto in Olanda. Ah, ma allora siamo in Olanda, giù, e che facciamo? Me lo vuoi dire? Ah, siamo in Olanda, che bello! Giù, ma guarda dove siamo adesso! Bondes, Bubucchiac, Wonderland, ma che posto è? Almeno me lo vuoi dire stavolta? È arrivato un altro messaggio. Ciao e benvenuti in Germania. Vedi? Vedi se me lo deve dire il telefono dove siamo? Giù, che facciamo? Ma ti pare il caso? Ma perché ti sei frenato così all'improvviso? Io stavo parlando, ma vabbè, ma qua siamo fuori di testa. Giù, e qua sono le 20:44, ma mi dici un po' quando mangiamo? Cosa mi fai da mangiare stasera? Ah, che bella lasagna, sembra proprio deliziosa. Allora giù, ascoltami un po', io sono stanco, oggi è stata una giornata stancante e quindi ho bisogno di riposare. La prossima tappa dovrebbe essere la Danimarca, quindi mi raccomando svegliami quando siamo arrivati, Buonanotte. Giù, ma non mi dovevi risvegliare quando arrivavamo in Danimarca? Ah beh, però vedo che stiamo ancora viaggiando, quindi presuppongo che non siamo ancora arrivati. Scusa. Giù, non è che ti puoi fermare un attimo che devo andare a fare i miei bisogni. Sai com'è, no? Ok, adesso andiamo in bagno. Oh, ma dov'è finito Giovanni? Mica è scappato. Giovanni, oddio, dove sei Giovanni? Mica se n'è andato senza di me, mi ha lasciato qui in Germania. Giovanni! Ah no, eccolo lì il camion. Guarda, 40 anni di donna e non mi ricordo manco la strada dal cesso al camion. Che roba da pazzi, mo rientriamo. Ah, ok, puoi ripartire giù, ho fatto i miei bisogni. Intanto mando un video saluto ai miei figli. Ciao Nino, ciao Stella, come state? La mamma è quasi arrivata in Danimarca, il viaggio sta andando benissimo. Giovanni è molto bravo, divertente e socievole. Mi raccomando, statemi bene, un bacione. Mua. Oh, ma chi è? Oh, quello è il mio figliolino, sentiamo. Quando arrivi a casa ci manchi? Nino, tesoro della mamma, il tempo
di arrivare in Danimarca e tornare indietro, va bene cucciolino? Un bacio, dai, stammi bene, ciao. Mua. Giù, hai visto i militari, quelli che fanno... sì sì. Oggi c'è traffico, giù, guarda quanto traffico che c'è. E chi è adesso? Vediamo ancora Caterina, ma cosa vuole? Bella, sei quasi arrivata in Danimarca. Ricordati che quando tornerai arriverà la mia super mega vendetta. Oh, lasciamo perdere, va, perché se parlo è solo peggio. Voglio proprio vedere sta vendetta qua. Hai visto, giù, si è sbloccato il traffico finalmente. E adesso chi è? Ah, è Nino, vediamo cosa vuole. Caterina e papà sono usciti da un bel po' e non tornano, siamo preoccupati. Ah Nino, non ti preoccupare, a mamma, torneranno presto, ma tanto anch'io tornerò presto, non ti preoccupare, ciao. Vabbè giù, io torno a dormire, avvisami quando siamo in Danimarca, che facciamo vuoi? Che è successo? Siamo arrivati in Danimarca, che bello, finalmente! Lo dice pure il telefono, ciao e benvenuto in Danimarca, fantastico, che bella la Danimarca! Mando subito un selfie a mio figlio. Ok. Adesso glielo scrivo pure a mio figlio nella foto. Sono arrivata in Danimarca. Invia. Ora che sono arrivata in Danimarca non vedo l'ora di andarmi a fare subito una doccia veloce, così almeno dopo queste 200 ore di viaggio vado a farmela subito. Eccola la doccia, ora la vado a fare subito. Finalmente ho fatto questa doccia bella calda che ci voleva, che qui in Danimarca fa un freddo brrr. Adesso torno subito al camion. Giù, grazie di tutto, il viaggio è stato bellissimo, ma adesso devo tornare a casa in Italia dai miei figli, con la cagacazzo del mio cane, dal mio ex marito Jenny e soprattutto da Caterina, che da un mese, devi sapere, mi stressa lei e la sua mega vendetta. Voglio proprio vedere, dai, torniamo in Italia.
Oh, finalmente tornata in Italia, è stato proprio un bel viaggio in Danimarca e non ho visto quella stronza di Caterina insieme al mio ex marito Jenny. Ah, che bello, cosa potrebbe mai succedere adesso? Oh, ma che succede? Chi siete? Aiuto! Aiuto! Ehi, cosa fate? No! 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 Ehi! Ehi! Chi siete? Liberatemi! Cosa volete da me? Scorzo di mandarino, voi non sapete chi sono io. Appena esco di qui vi faccio uno strascino da tutti quanti. Io sono Bella PC! E state un po' zitta, puccia di banana! Appena ci di la porta. Ma chi sfaccim siete? Cosa volete da me? Io cosa vi ho fatto? Chi siete? Ciao, bella cara. Caterina, ma sei tu? Eh sì, te l'avevo detto che sarebbe arrivata la mia vendetta. Che ti possino ammazzare? Liberami subito! Non ci penso proprio, ti è piaciuto insultarmi, farmi di TG Rap contro? E ora mi sono stufata, mi sono vendicata, ora morirai qui di fame e di sete, nessuno ti troverà e ti verrà a salvare. Fammi indovinare, c'è anche Jenny lì con te, eh? Sì, ho rapito anche lui. Ma va, figurati se ci credo, lo desideravi così tanto e mo l'hai rapito, ma figurati, vai, va. Mo ti faccio vedere. Bella, è tutto vero, scusami, voglio tornare con te, mi hanno rapito, scusami, aiutami. Amore, non ti preoccupare, Nino ci verrà a cercare, non dico Stella perché quella lasciamo stare, ma Nino verrà, ne sono sicura, ci cercherà. Oh, ma la mamma non torna più, doveva essere qua 20 minuti fa e non è ancora tornata. Adesso la vado a cercare. Scusate, avete visto mia madre? Bionda, riccia, coi baffi, brutta. No, questo non sono. Ok, grazie, scusate il disturbo. Mamma mia, è tutto il giorno che la cerco mia mamma, non la trovo proprio, nessuno l'ha vista. Proviamo da Tonino, l'ultima possibilità. Scusate, avete visto mia madre? Bionda, riccia, coi baffi, brutta. Mi dispiace, ma non l'ho vista. Ma tu intendi Bella PC? Sì, proprio lei, l'avete vista? Non l'ho vista, però ho visto passare un furgone con una persona che strillava. Mi sembrava tanto la voce di Bella PC. Grazie dell'informazione, però da solo non posso andare. A chi posso chiedere aiuto? Chiedi aiuto a lui. Ma proprio a chi sto pensando? Sì, proprio a lui. Chiamalo con la sua canzone. Ok. Jenny, Jenny, Sai quanto me ne frega, sai quanto me ne frega. chi è che ha bisogno di me? Io, signor J, sto cercando mia madre, Bella PC, penso che l'abbiano rapita. Adesso fammi un po' vedere. Ok, so dov'è, però adesso è un po' tardi, ormai ha sofferto abbastanza. Sai che faccio? Con i miei superpoteri tornerò indietro nel tempo e tornerò quando era giorno e la salverò. Però tu adesso vai a casa, che è tardi, ci vediamo a casa, te la riporto sana e salva, ok? Ok, grazie mille signor J, confido in lei, eh? Arrivederci, ci vediamo a casa. Ok, Bella dovrebbe essere qua. Signora Caterina, c'è un pagliaccio con le ali che cerca di entrare. Ma fallo fuori come solo tu sai fare. Certo, capo. Ora sei finito. Ah sì? Vediamo un po'. Ah!
Perfetto, ora vado a salvare Bella. Fermo, dovrai passare sul mio corpo prima. Ma... Io sono Johnny J e sono qui per salvarti. Alla buon'ora. Pronta? Wow, grazie Johnny J, adesso andiamo a prendere mio marito. Oh Bella, scusami tanto per tutto. Non ti preoccupare, amore mio. Oh Bella cara, mi sei mancata. Bene, ora torniamo a casa del nostro figlio. Bene, il mio compito qua è finito, io non servo più. Arrivederci. Grazie Jenny J. Già, grazie mille Jenny J. Oh Nino, finalmente siamo tornati e stavolta insieme. Sì Nino, papà, siamo tornati finalmente. Mamma, sei tornata! E anche tu, papà! Sì, siamo tornati la famiglia di una volta. Sì, puoi dirlo forte. Che bello, finalmente di nuovo la famiglia PC, di nuovo nel Prime. Sono nel Prime. Sono nel Prime. Sono nel Prime.